Ma sei lei? Ma se mai come ti venuto il diavolo? Erano un gioco di terzi lati stonti. Ascolta Paola, una prossime settimane possiamo chi sta albergo. Anzi, no, tu non ti vuoi di là, ma sono andata in lungo. Non vuoi di là di nessune bande. Ho avuto le formulazioni. Ti hai dite di non metti in testa prese di conigli. Se me quasi un libro di compiti, sa che di una volta. Che storie vieni, gente. Lui ha passato le bolle da vita. Appena che lei lo dove, hai capito di essermi innamorato. Ma tu, sei stato di sì?
il disturbo. Se tu sentimo bisogno di me, tu mi... Non sta preoccupando. Dovessi mai aver bisogno di te, sicuro non ti clamo. Le uniche volte che hai avuto bisogno hai perduto per figlie. Il Señor benedica questo puesto de perdición. Ma lei va lì che dice imbrogliare la strada. Beh, Paola, mi pare che cano le benga nessuna das dos. O forse sì. Grazie detto. E dopo la via contro una prefetta. E con di blu stupida. A manco del mio. Andare senza perché è un po' intelligente. Io no. Intelligente o no? Intanto alla sala di E con di lui, mia figlia, e la de vie con suo moroso, dopo 2 anni, che tu la spinto della sua storia. E tu dovevi sapere che non se la de mai. Di Bessolis, o segrestatis, di Bessolis. Ma tu le violi tu come un eroe? Se tu la devi chiama, insomma. Chiaro. Al tuo uomo ti ha mai con un bel, ma tanto lo sapevi già. Tua figlia ti ha contato un di Bausis? Oddio, ad essere sinceri, neanche fra me e me ho imparare che grande amore. E quindi, a me, nel mio così. E boh, hai capito? Ma come io, cioè di me che mi ha fatto il sole. Che di persone? Non so io con te? Paola, tu sarai anche una delle femmine, però a miei cugini non asini chi ho. Ma c'è altro capì? Io volevo dire che di persone tu, di persone io, insieme a una singola squadra io e te. No, continuano perché. Quando arriverà a me capo del mio oncle, il suo avvocato, gli dice che la grande lo compriò. Tanto mi messo nominato, sa? E dopo lo gestin io e te. Sul Sul serio? serio? Sarà divertente. Mi tu che cos'è? Mi pare una mia idea, Allora lì non è di nuoto le giostre. Mi raccomandi, io là dentro noi voglio diventare nessuna scrittrice. Giusto. E paressi sicuro sono in affondanti artitani. Brava! Il Signore benedica questa nostra nuova vita. El Señor bendiga esta nueva vida. ¿El nombre? Le metí sul Titanic. Sinceramente mi Blas Blue è una cosa normale, ma perché si dice così.
Ringraziamo tutti per essere qui oggi, non svesti più delle compagnie incredibili. Grazie, grazie, grazie. Grazie sicuramente a Palme, al Comune di Palme, all'amministrazione comunale, al sindaco di Palme che hanno patrocinato questo evento e non ci hanno dato la possibilità di venire qui. E sicuramente anche al Circolo Culturale Trevisan che ha organizzato gli associati tecnici appunto il fatto di farlo venire qui. Grazie a tutti quanti. E voglio rubarci in modo 2 minuti. 2 minuti partiamo su un errore. Partiamo cercare il teatro. E fra questo, ho capito spunto di una frase scritta di un scrittore. Victor Hugo. Il teatro è falsità. Il teatro è finzione. Il teatro è falso, perché le pareti sono di compensato e il tavolino di cartone. Il teatro è falso, perché le porte si aprono senza girare le maniglie e una volta aperte non conducono da nessuna parte. Il teatro è falso, perché nei bicchieri non c'è vino, ma tè alla testa, perché il caminetto di polistirolo e il cavallo un pezzo di legno. Il teatro è falso, perché la luce del sole è sostituita da quella artificiale dei fari. Il teatro è un'enorme falsità. Ma il teatro è vero. Il teatro è vero perché dietro le quinte ci sono cuori umani che lavorano. Il teatro è vero perché in platea ci sono cuori umani che applaudono e sorridono. Il teatro è vero perché sopra il palco ci sono cuori umani che trasformano la finzione in realtà. Grazie, usasse la della televisione e lo sai quali sono questi programmi oltre la televisione, ma io vorrei ascoltare poesie.